A sto punto, a cascata, ci saranno una serie di ricorsi e quindi i bilanci comunali sicuramente non potranno assolutamente affrontare tutte queste richieste. La sindaca di Maser, Claudia Benedossa, annuncia che a Stretogiro verrà portato all'attenzione della conferenza dei sindaci dell'ULS 2 il caso dell'anziana per la quale il Consiglio di Stato ha imposto al comune di pagare la differenza tra l'ISEE della pensionata e la retta della casa di riposo che la ospita 8.500 euro l'anno. La norma prevede infatti come unico indicatore l'ISEE del singolo. La stessa accompagnatoria erogata dall'INPS non può essere utilizzata per pagare la retta. Il risultato è un precedente che rischia di mettere in crisi i bilanci degli enti locali. E quindi gli avvocati cominciano credo anche a contattare le famiglie per dire potete, ecco, avere la compartecipazione totale da parte del comune. Tra 10 giorni un incontro con l'avvocato Zoccarato, che è l'avvocato che ci segue, per valutare un eventuale ricorso in Cassazione, però temo, ecco, che non ci siano tante chance. La legge non impone ai figli di prendersi carico delle rette delle RSA qualunque sia la loro capacità economica. Nel caso di un anziano formalmente nullatenente rischia di doverne rispondere il comune, vale a dire l'intera comunità. Bisogna stare attenti perché riferirsi solo ed esclusivamente all'ISEE magari può portare a delle situazioni un po' al limite. Nelle famiglie nostre, nelle famiglie trevisane e venete, c'è sempre stata quella rete che era di supporto nei confronti degli anziani, dei propri genitori piuttosto che dei propri nonni. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, chiede ai giudici di mettersi una mano sulla coscienza prima di pronunciare sentenze come quella di Maser e a chi stabilisce le regole di rimetterci mano al più presto. Da parte di tutti gli enti coinvolti, a cominciare dallo Stato, ma assolutamente anche dalla Regione, che ha competenza e deve agire in materia. Solo così si eviterà una pericolosa deriva. La tentazione di preservare il patrimonio familiare a discapito della collettività rischia di prevalere, soprattutto se a suggerirlo sono figure di riferimento come gli amministratori di sostegno. Una piccola parte va a dire ai propri assistiti, ai familiari dei propri assistiti, che magari svuotino i conti in modo tale che tanto dopo c'è il comune che paga. Sì. Evitiamo che possano accadere queste cose.